Il maltempo continua a provocare danni nella nostra regione e secondo il presidente Zaia l'unica soluzione possibile è una polizza catastrofale. E questa è la vera soluzione, una bella polizza catastrofale a livello nazionale, magari con un contributo per l'abbattimento dei premi in capo ai cittadini, però bisogna arrivare a questo livello. È impensabile andare avanti di questo passo e avere sempre risorse da dare ai cittadini, perché poi io vedo le liquidazioni che vengono fatte anche in Veneto, a prescindere dalla politica, lo dico e non è polemica politica, poi tu chiedi 100 e magari 10, 20, perché basti pensare alla Riviera del Brenta, cosa è accaduto e cosa abbiamo portato a casa. Commentando i recenti decreti per calamità naturali emanati per le frane a Cortina o le trombe d'aria sul litorale, il governatore veneto ha evidenziato come non si possa andare avanti di questo passo. Abbiamo più eventi catastrofali già accaduti in Veneto in quest'anno, ho fatto più decreti d'emergenza e si può far bene, si può far velocemente, ci sono i presupposti per far bene, del resto purtroppo il Veneto ha già una macchina collaudatissima per presentare le pratiche e la contabilità, per cui siamo in grado a giro di pochi giorni, qualche settimana, di presentare anche queste ultime contabilità.